Amici Bellini hanno intervistato Kevin e allora ne approfittiamo, leggiamo un po' le sue parole insieme. Ci sono parecchi argomenti oggi. Se ieri mi sono voluto anticipare su quelle che sono le formazioni, insomma Napoli-Milan, ha parlato Allegri e quindi la conferenza, non avendo quella di Conte, due parole secondo me vale la pena. Poi ci sono state delle dichiarazioni di Sabatini che si collegano al discorso della nazionale, roba veramente grave, e voglio riprendere un discorso di Adani con l'Italia al paragone con Napoli-Verona e Bastoni. Voglio fare tutte le cose che non vi ho detto, ve le dico oggi. Cominciamo. Perché sì, sono stufo di parlare della nazionale e adesso io sono assolutamente in clima prepartita, Napoli-Milan, De Bruyne, Modric, assolutamente. Però ci sono due cose che ho dimenticato proprio di dirvi e che voglio mettere nero su bianco per quando poi si andrà, la realtà ci dirà delle cose. Prima di tutto, mentre voi lasciate il like per il compleanno di Angela Torre, che è una delle nostre seguaci più fedeli da sempre, quindi like e gli auguri ad Angela Torre nei commenti, ci tengo moltissimo, grazie. Per chi fosse nuovo e non sa tutte le cose della community, benvenuto, e parliamo di questa cosa. Ci spostiamo noi per avere anche un effetto visivo alla Gazzetta che ha intervistato De Bruyne, la sfida al Milan, eccetera eccetera. Vi dico tutto. È interessante, non lo so se lo metto in copertina, se lo metto nel titolo. Il soprannome The King sintetizza benissimo la portata del personaggio e quell'aura magica che si porta appresso in campo, dove ogni tocco di palla diventa poesia, e fuori con quel fascino da star che lo accompagna in ogni suo passo. Ma Kevin De Bruyne non ha l'atteggiamento da divo e nel privato è piuttosto riservato, e lo sappiamo e dobbiamo accettarlo e dobbiamo rispettarlo, quasi a voler proteggere il mondo di Kevin dai riflettori a cui è costretto De Bruyne, che sa di essere molto ironico solo con la mimica facciale. Quando gli chiediamo conferme sulla dura metodologia di contiana di Conte, gli basta una parola per esprimere chiaramente il concetto: yes! Ed è impossibile non ridere insieme a lui. Napoli-Milan è alle porte e Kevin vuole tornare a illuminare il Maradona. Quindi io ringrazio la Gazzetta che ci dà, comunque è un piacere poter mettere Kevin in copertina, onestamente. Prima di tutto, come si sente? Sto bene, un po' di jet lag da smaltire dopo il ritorno dall'Ame, c'era bisogno di fare questa amichevole con l'Ame, va bene. Come è tornato, bello, sì, dalla nazionale, sempre molto bello. Devo aiutare questa nuova generazione che si aspetta, non lo so, c'è meno attesa, vabbè, non ce ne frega tanto del Belgio, anche se magari possiamo simpatizzare, onestamente. Qua è troppo forte. Al mondiale mancherà l'Italia, sorpreso. Penso che il livello Europa sia sempre più alto, non è facile vincere ogni partita e anche le piccole nazionali possono costruire una squadra discreta e fare risultati. Certo che non andare al mondiale per un paese come l'Italia è una perdita enorme, ma non c'è niente che possa farci, cioè che pulita a me, è bellissima sta frase, non ci posso fare niente, che me lo chiedi a fare, quasi come a dire, cioè non è che adesso vi posso risolvere anche le situazioni dell'Italia, troppo bella sta cosa. Il calcio italiano è in crisi? Forse, se non fai il mondiale per 3 edizioni di fila, forse lo sei, ma non conosco i dettagli, non conosco struttura e filosofia partendo dai giovani fino al livello più alto, quindi non saprei. E qua inserisco il primo degli argomenti. Adani alla fine dice una cosa corretta, non so quando l'ha detta, mi è uscito oggi il reel al riguardo. Dice: se Ken alla fine fa quel gol in contropiede, ed è una riflessione secondo me correttissima. Tutti quelli che adesso hanno fatto la capriola a 180 gradi e stanno dicendo basta col 3-5-2, il catenaccio, la filosofia, la mentalità, avrebbero esaltato come Caressa, perché lo stesso Caressa: avete rotto con il possesso palla, non serve a niente. Adesso sono tutti indignati e vogliono una squadra che domini l'avversario. Se avesse segnato Ken, l'Italia che va sul 2-0, avremmo esaltato il risultato, avremmo esaltato il catenaccio. Questa è la nostra mentalità, inutile cercare che chissà quale rivoluzione. Lo dovevo dire. Ma poi ci sta il paragone con Napoli-Verona che è importante. Dal ritiro del Belgio ha detto di essere pronto ad aiutare Lukaku se serve, invece quanto l'hanno aiutata i suoi amici Romero e Mertens nella scelta di venire al Napoli? Non molto in realtà. Ho parlato un po' con loro, ma alla fine ho valutato tutte le opzioni, ne ho discusso con la mia famiglia e con persone vicine, ho parlato con loro per capire come funzionano le cose, ma alla fine devi prendere le decisioni da solo e ho deciso che Napoli per me era la scelta migliore. Questo si collega anche a chi disse Conte, quanto è stata importante la presenza di Conte per accettare Napoli. Disse no, in realtà no.
avevo deciso a prescindere da Conte, anche perché ricordiamo che il Napoli blocca De Bruyne molto prima di avere la conferma di Conte quest'anno. Occhio, sempre occhio. Che De Laurentiis non vuole tanto mandarlo via, ma potrebbe mandarlo via in cambio di un accordo con la federazione se gli lascia la multiproprietà, gli proroga la multiproprietà col Bari. Ma perché Napoli? Cioè proprio come non se lo spiegano. Perché aveva il progetto migliore per me e per la mia famiglia, volevo continuare a giocare a grandi livelli e a Napoli c'era la possibilità di farlo. Quindi è stata la scelta migliore per tutti, devo cercare di essere felice nel mio lavoro e nella mia vita. Ho 3 figli piccoli, una famiglia e voglio fare il massimo per farli stare bene. Ovviamente qualcosa di diverso rispetto all'Inghilterra, come mentalità, come clima, anche un modo di vivere differente. Non era facile cambiare dopo 10 anni a Manchester, ma adesso ci siamo adattati, stiamo bene, siamo tutti felici. È rimasto fuori per tanti mesi, visto da fuori cosa è mancato al Napoli per essere da scudetto. Abbiamo avuto dei momenti difficili dove abbiamo perso un po' di punti, la parte centrale è stata molto dura, abbiamo avuto diversi infortunati, non abbiamo giocato al meglio alcune partite. Che precisione, che onestà, senza cercare, però mette le cose, non solo gli infortunati, ma anche potevamo far meglio in alcune partite. Perfetto. Napoli-Milan vale solo per il secondo posto? Al momento è così, tutto dipende dall'Inter ovviamente, che ha il destino nelle proprie mani. Stesse parole che dirà anche Allegri in conferenza, e adesso le leggiamo. Se le vincerà tutte diventerà campione. Possiamo solo dare il massimo per provare a vincere più partite possibile. Qualche settimana fa eravamo a meno 14, ora siamo a meno 7. È sempre molto difficile, ma nel calcio le cose cambiano in fretta. Noi però non dobbiamo pensare a questo ora, ma concentrarci sul nostro obiettivo, che è di entrare nelle prime 4 e tornare in Champions il prossimo anno e poi vedere cosa fa l'Inter. Intanto pensiamo a vincere la partita di lunedì, cosa che veramente sono proprio le parole di Allegri, che guarderà in alto, almeno sulla carta, almeno a livello di comunicazione pubblica, solo quando avrà la certezza matematica di essere tra le prime 4. Poi fa pure la battuta, dice se a noi e al Napoli danno 6 punti per una vittoria, allora possiamo sperare, ma adesso tocca all'Inter. Raggiunge anche che il turno decisivo, potrebbe essere un turno decisivo, e lo sa, è consapevole. Modric, top player, lo conosco bene, l'ho affrontato tante volte, ci ho parlato tante volte, uno dei migliori centrocampisti di sempre per me. Ovviamente non posso fare paragoni tra generazioni, ma di sicuro lo è degli ultimi 20 anni. Penso di averlo affrontato almeno 20 volte tra Croazia e Madrid, ora col Milan. Per me è un giocatore fantastico, una persona fantastica, una grande famiglia. Siete anche amici? Ma non direi amici, ma perché volete che... No, non direi amici, ma lo sono di Kovacic e loro sono molto amici, quindi i gradi di separazione. Il metodo Conte è davvero così duro? Yes, it is. Cosa cambia il nuovo sistema di gioco? Non c'è molta differenza, pure a inizio stagione spesso difendevamo a 5 con Matteo, che si abbassava ad aiutare. Non ha ancora segnato su azione, le pesa? Assolutamente no, non do molta importanza, credo di aver giocato bene in passato e anche in queste 2 gare in cui sono rientrato. Per me è importante fare assist, costruire occasioni, avere delle opportunità, e questo sta succedendo. Le leggo alcune cose che hanno detto i suoi compagni. McTominay: siamo onorati di avere Kevin qui con noi, è bello sentirlo, vale lo stesso per me. Ho fatto la mia carriera con quello che ho fatto, ma non sono diverso da loro, sono venuto qui come calciatore, ho giocato spesso contro Scott nelle partite importanti, però sì, è bello sentirlo da lui. Højlund dice: con Kevin devi pensare a correre, sai già che la palla arriverà. Io ci provo, ma non so, ogni volta che qualcuno fa un movimento cerco di servirlo, devo provare a servirlo, poi se non gli dai la palla smetteranno di fare il movimento e sarebbe peggio anche per me. Può diventare un top player, ha grandi qualità, ha passato un periodo difficile a Manchester, ma ora qui sta facendo molto bene. È ancora giovane, non giovane, e ha molto tempo avanti a sé. Alisson ha scritto sui social che un giorno Alisson è innamoratissimo, fa un sacco di post, di commenti sui post di Kevin. Un giorno racconterà di aver giocato con De Bruyne. Mi fa sentire un po' vecchio questa cosa, sorride. Come ho detto prima, mi fa piacere sentire queste cose, io cerco di dare il massimo per me e la squadra, e visto che sono giovani spero magari di poter dare degli insegnamenti che potranno aiutarli in futuro. Lei si sente un giocatore speciale? Non so cosa intende per speciale, penso di essere un buon giocatore, non una persona speciale. Ho le mie qualità come giocatore e come tutti provo a fare il mio lavoro al meglio, ma non mi sento diverso da nessuno. Come ho detto, la mia carriera, quello che ho fatto è il motivo per cui la gente dice così, ma è il passato. Ovviamente mi aiuterà nel futuro per un paio di cose, ma come persona io sono lo stesso. Chi è papà De Bruyne? A volte molto rigido, ma cerco di essere disponibile il più possibile
per i miei figli, quindi non il suo padre, papà De Bruyne, cioè Kevin papà. Non è semplice vista la situazione, non posso essere un padre normale, le persone mi riconoscono e non mi lasciano solo, io ci provo, ma non è facile trovare il giusto equilibrio. Cosa prova a vedere suo figlio giocare a calcio? Mi piace, sono orgoglioso, ma lo sono anche quando vedo l'altro cavalcare, oppure mia figlia ballare. Ma ballare, cavalcare sono roba da dilettanti, ha detto Gravina, quindi il calcio, scusate. Mi piace vederli felici, fare ciò che desiderano e che li fa stare bene. Anche al medio piace giocare a calcio, ma io non metto nessuna pressione. Devono fare ciò che amano fare, io li supporterò sempre. Napoli potrebbe essere la sua ultima squadra, questo non lo so, non ci penso adesso, non sono quel tipo di persona, ho ancora un contratto e a Napoli sto davvero bene, cerco di godermi il momento ora, credo di poter giocare a calcio ancora qualche anno, poi quando il fisico mi dirà di fermarmi lo farò, ma per ora mi sento bene. Anche qua si può fare un paragone con Allegri, perché Wagyu, ogni mondo è il paese, brutte domande anche lì. Non ci possiamo, non ci si salva da nessuna parte. Gli hanno chiesto 4-5 volte anche sulla nazionale e Allegri svicola, poi insiste, dice se dovessi restare al Milan, e gli chiedono anche di nuovo, dice ma come se dovessi restare, tu c'hai il contratto, ci devi tranquillizzare, dice no vabbè, nella vita la vita è imprevedibile, quindi non si può mai sapere. E poi sottolinea, ma nell'Italia non è tutto da buttare, perché? Perché se poi lui poi finisce in quella cosa, sempre quella mentalità là di non prenderle avrà. Quindi è chiaro che deve mantenere il carro per l'ascesa e non dire sì, in Italia serve una rivoluzione, non lo può dire, non gli conviene. Cosa c'è nel suo futuro? Quando smetterò non lo so davvero, sicuramente non ci sarà nulla all'inizio perché vorrò godermi un po' la famiglia che ha fatto tanti sacrifici per me, un po' come disse anche Mertens. Poi dovrò trovare qualcosa da fare, ovviamente nel prossimo futuro invece voglio solo continuare a giocare a calcio dando il massimo per restare al livello più alto possibile. Mi sento bene, sono felice e la mia famiglia è felice per me. Ama ancora in calcio? No. Come quando ha iniziato? No, credo di no, ma immagino sia normale dopo 30 anni. Qualche volta succede di perdere un po' l'interesse, come in ogni lavoro, suppongo, I suppose. E quindi bene così, intervista leggera, non rivoluzionaria, ma ci fa sempre piacere avere una parola da parte di un campione vero e proprio che possiamo riabbracciare, dobbiamo cercare di godercelo il più possibile in campo più che nelle interviste. E per quanto riguarda il campo, la prima cosa che vi volevo dire è su Bastoni, perché ho sentito tutta l'Italia e volevo essere preciso in questa cosa qua, perché l'ho accennato, no? Ma è possibile che un giocatore così forte non può passare da braccetto a centrale? Tutta l'Italia no, fuori ruolo, è colpa di Gattuso se ha fatto quell'intervento poi col sinistro, è colpa di Mancini, è colpa di Donnarumma. Sì, era mettere una pezza su altri errori a partire dal rilancio, dalle preventive non fatte, il duello aereo, tutto giusto, ma mi chiedo e vi chiedo se un giocatore del genere non può diventare da braccetto a centrale. Il Barcellona spende 80 milioni per prenderselo. Sembra quasi che sai, poco. Allora, poi cambia modulo, si mettono a 3 per far giocare Bastoni nel suo unico ruolo. Non credo. Finirà a centrale. Se uno come Olivera da terzino passa a essere centrale a 4 o fa il braccetto oppure si adatta eccetera eccetera. A proposito, vedi come si ricollega tutto, se pare che Olivera sia in vantaggio su Beuke, ma lo mettiamo lì, non lo so, ci spostiamo, mi pare che è così, quindi se è così Olivera va qua ovviamente, Beuke ma in panchina e Juan Jesus è quello che si adatta con Buongiorno centrale. No, Juan Jesus può giocare un braccetto di destra che è tutto mancino e Bastoni non può stare centralmente, e Yam. Se poi potevi mettere Buongiorno là centrale, marcatore al posto di Gatti, potevi mettere Gatti dall'inizio,
Le ho sentite tutte, state esagerando. Sono altri i difetti di Gattuso, e qua riesco pure a ricollegare Napoli-Verona, perché ho letto, ed è abbastanza clamoroso, lo riporta Schira, dice: retroscena shock svelato da Repubblica, i giocatori della nazionale prima della gara in Bosnia avrebbero chiesto un premio di 300.000 euro da suddividere tra i 28 convocati per un bonus individuale superiore ai 10.000 euro, una richiesta che però non era stata accolta dalla FIGC. Guagliù è Napoli-Verona all over again, cioè il non accettare da parte di nessuno il verdetto del campo. Noi Napoli-Verona, Gattuso aveva Insigne era andato da De Laurentiis a chiedere il premio, abbiamo sentito questo, poi no, volevano la conferma di Gattuso, si sono battuti e quindi Guagliù non riusciamo ad accettare il verdetto del campo. La Bosnia è stata più forte di noi, ma proprio sotto tutti i punti di vista, ci ha messo là, ci ha schiacciato, ha dominato, ha attaccato, hanno subito gol su un loro errore e poi l'hanno fatto, sono stati più bravi sui calci di rigore, punto e basta. Non inventatevi queste cose, che il premio la FIGC non gliel'ha voluto, allora che fa? Sbagliato apposta, che non gli hanno dato 35, perché poi se vai a paragone i 10.000 euro di premio rispetto a quello che prendono di stipendio sono 35 euro di premio. Siete molto interessanti, credo che la mentalità non stia cambiando in Italia, una percezione mia. Qui Leao, Pulisic, però teniamo presente Gimenez, perché Allegri ha detto che Gimenez è un giocatore recuperato, adesso è bene che ne abbia due, che siano punte vere e proprie, quindi tra lui e Füllkrug. Secondo me come giocatore abbastanza mobile. Poi dice anche una cosa su Leao, dice adesso ha fatto un allenamento e mezzo, quindi dobbiamo valutare, però cambiano le temperature, serve gente con la testa giusta e di grande tecnica, quindi secondo me per come la vede Allegri, Gimenez è in vantaggio su Füllkrug, perché Füllkrug è più fisico e Gimenez ha un po' più di tecnica, un po' più di sveltezza, quindi pensiamoci a questa possibilità. Allegri dice anche: non sono più abituato alla Champions, fatemela giocare se ci riesco ad andare, quando lo incalzano sempre sulla nazionale, e gli chiedono anche se il passaggio dal 3-5-2 al 4-3, se i tempi sono maturi e se Saelemaekers può giocare terzino, e Allegri dice: meglio terzo in attacco. Dopodiché, se gli insistono sul modulo, lui dice: ma cosa cambia? Non cambia niente. E qua io gli do ragione, perché se Saelemaekers sta qua e fa il suo lavoro in attacco arrivando in questa zona qua, no? E dall'altra parte ci sta Nkunku, Leao, eccetera eccetera, bene o male, se sale quello deve accompagnare un pochino il Tomori, che poi sta spesso in fase da terzino destro, e questo sta così, e se spinge uno deve fare un po' la preventiva anche Bartesag, e non è un 4-3-3 a tutti gli effetti. Poi quello che cambia veramente è la fase difensiva. Quello che avrebbero dovuto imparare, e che noi abbiamo imparato tempo addietro, è che esistono due modi di stare in campo. C'è un modo in cui ci sono gli accoppiamenti o ci sono i blocchi medio o basso per aspettare l'avversario, e poi c'è un modo di attaccare. Noi vogliamo tutto racchiudere nel moduletto, il 3-5-2. Non è così da molti anni, ma dagli anni 40 che non è più così. Quindi deve cambiare la studio, spiegato i 3 punti per cambiare il calcio italiano. Meno polemiche, e non ce la faremo, perché bentornata Serie A, fallo di mano quello del Sassuolo, preso il gol di Seba Esposito, si metta a verbale, sembrava fallo di mano e Chiffi non lo dà, poi va al VAR e dal VAR si vede che in realtà è il ginocchio di Seba Esposito che sposta la mano di quello, e quindi onestamente è un rigore che ricorda quello che per me non era rigore, e quello, la mano di Oliveira spinta da Lautaro, non era rigore quello, per me non doveva essere rigore neanche questo nella cosa così. Quindi meno polemiche e non ce la faremo, più studio e non credo, visto l'andazzo, e quindi è un cambio di mentalità che la vedo difficile. Sono riuscito forse a dire tutti gli argomenti, mi manca solo Sabatini, perché l'ho sentito dire
una cosa abbastanza grave, rimettendo in mezzo il discorso di Conte alla nazionale, perché poi va interpellato De Laurentiis e ci mette in mezzo la possibilità, dice no, De Laurentiis magari accetta di liberare Conte se la federazione poi gli fa prolungare la comproprietà del Bari. Mamma mia che schifo. Da New York, Valerio Fluido e tutto. Dai, sta giocando in questo momento il Verona con la Fiorentina, ci interessa tantissimo. I like voi nel finale, scusate il video è un po' lungo, no, penso siamo nella media, ho cercato di essere veloce e stringato. Un abbraccio.